Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Erano sedute al tavolino esterno di un locale regolarmente chiuso dopo le 22 e non indossavano la mascherina. Per questo 3 persone sono state sanzionate ieri sera da una volante della questura a Trieste, nei pressi della centrale piazza Unità d'Italia. Da ieri, come tutti ben sapete, è entrato in vigore il nuovo DPCM, che tra le altre cose vieta gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino. Nel corso degli accertamenti delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-Covid, nella provincia di Trieste sono state controllate 468 persone e un locale. La polizia di terra ha denunciato una persona per aver violato la quarantena. Altre 4 sono state sanzionate dai carabinieri perché non indossavano la mascherina. Nella giornata di ieri un 26enne senza fissa dimora, già aggravato da reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto nella tarda serata. Il giovane era a bordo di un treno regionale proveniente da Udine alla fermata della stazione di Venezia Mestre. Quando sceso dal treno ha strappato dalle mani di una viaggiatrice la borsa e si è dato alla fuga lungo i binari. Una pattuglia della Polfer Mestrina, di vigilanza all'interno dello scalo, attirata dalle urla della donna, è intervenuta lanciandosi all'inseguimento dell'uomo che è stato bloccato. Il giovane, intenzionato a guadagnarsi la fuga, ha reagito violentemente contro gli agenti, cercando di colpirle nel tentativo di divincolarsi da loro, ma i poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo. La refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita alla legittima proprietaria. A seguito degli accertamenti effettuati, gli operatori di polizia hanno scoperto che il 26enne, già sottoposto all'obbligo di firma presso la stazione Carabinieri di Conegliano, è stato trovato in possesso di un martello frangivetro recante il logo delle Ferrovie dello Stato. Il giovane, che non sapeva dire come fosse entrato in possesso dell'oggetto, è stato denunciato per il reato di ricettazione, oltre che arresto, ed accompagnato in carcere per il furto perpetrato in attesa di giudizio. Rimasti incagliati con la propria barca a causa di una secca e della bassa marea per oltre 2 ore. Un gruppo di amici è stato soccorso dai volontari dei Vigili del Fuoco di Lignano Sabbiadoro all'interno dell'area della laguna di Marano e Grado. L'episodio, a lieto fine, si è verificato nella tarda serata di ieri, nel canale che conduce ad Aprilia Marittima, d'Arsena, nella quale i 3 coetanei, originari della provincia di Pordenone, tengono la propria imbarcazione. I vigili del fuoco volontari della città marittima friulana sono riusciti con la propria imbarcazione per venire in aiuto delle 3 persone provenienti da Lignano verso le 20:30 e circa un paio di ore più tardi, attorno alle 22:30, un natante è stato liberato e i 3 hanno continuato la navigazione in maniera autonoma alla volta della Darsena di Aprilia Marittima. Tutto bene, quello che finisce bene. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23.
Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.